Allora, io sono Dina Giuseppetti, mi occupo di coordinare un centro di aggregazione giovanile che si chiama Matemu ed è gestito da una ONG che è il CIES e tutto questo si trova a Roma. Io ho conosciuto Domus de Luna attraverso la Fondazione Altamane e loro ci hanno proposto qualche mese fa un primo interscambio tra i vari progetti che loro finanziavano e che avevano conosciuto. Il primo si è fatto proprio a Roma, a Matemu, e questa seconda parte dell'interscambio era qui a Cagliari per conoscere invece i vostri progetti, tra cui appunto l'Exme, che è quello più vicino a Matemu e quindi alla cosa che noi facciamo. Di quelli che ho visto fino adesso mi piacerebbe molto replicare proprio questa parte dell'audio-video. Non abbiamo un laboratorio video e tantomeno una TV, e qui ho visto l'Exme TV e quindi questo mi piacerebbe molto farlo. Una cosa che mi piace tanto di Matemu è il laboratorio teatrale, nel senso che non immaginavo che dei ragazzi di quel tipo, cioè adolescenti spesso di strada, si potessero mai interessare a una cosa che sembra di cultura alta come il teatro, fatto poi da un regista serissimo, perché noi abbiamo scelto un regista molto serio. E invece è venuto fuori uno spettacolo meraviglioso che unisce la parte musicale a quella teatrale. In Sardegna io penso, infatti non avrei immaginato che si stesse molto male, però penso che sia una caratteristica dell'Italia e non soltanto del centro-sud Italia, di non saper completamente valorizzare le risorse che ogni regione ha, di non saper completamente valorizzare le potenzialità anche umane che le regioni hanno. Quello che ci può aiutare è soltanto metterci insieme e provare a smuovere qualcosa e a fare delle cose concrete. Questa è una cosa concreta, ma anche dare a questa cosa un senso politico. Io non intendo per politico un partito politico, ma il fatto di sentirsi cittadini ed essere cittadini attivi.